Politica e religione, esibizione dei simboli cristiani nei comizi o riscoperta delle proprie radici in un tempo dove è forte la crisi dei valori? Sembra questo lo spartiacque tra i richiami al rosario alla Madonna da parte del capo della Lega Matteo Salvini e le bacchettate di Ferragosto del vescovo di Treviso Monsignor Agostino Gardin sulla strumentalizzazione della fede a fini elettorali. Due posizioni che dividono la comunità trevigiana tra indignati, critici verso la Chiesa e gli inevitabili indifferenti del Mino Vao Combatta. Il vescovo bacchetta Salvini per l'uso della Madonna, giusto o sbagliato? Ma secondo me certi simboli religiosi bisognerebbe non far politica, insomma, quelle cose secondo la mia opinione, quindi poi ognuno è il padrone di fare ciò che vuole. Quindi ha ragione il vescovo, insomma. Penso di sì. E il vescovo dovrebbe pensare alla Chiesa, non pensare a Salvini. Salvini si arrangia per conto suo. Né uno né l'altro. I simboli religiosi secondo lei in politica vanno usati o no? Sono religiosa, non bigotta. Io non sono ateo, non sono credente, probabilmente prende una posizione perché Papa Francesco è un cristiano, i leghisti sono cattolici. Il vescovo ha detto che Salvini non deve usare la Madonna in politica. Il vescovo non ha da entrare su robe politiche, il vescovo ha da entrare su robe religiose e basta, secondo me. Dopo. Secondo lei? Anche a me sono come io, per carità, però diciamo che qua come siamo spesi un po' massa. Però Sti preti, sti vescovi, sto papa, comincia anche a questo, soprattutto sui emigrati, a dove più, tronco là. secondo lei giusto o sbagliato usare la Madonna per la Ascolta, politica? se dico sì o no, vuol dire che do un giudizio. Io, adesso parlo anche in italiano, ancora da vivere. Mi non giudico nessuno, per principio. Perciò non posso darti risposta. Non ti rispondo. Non saprei, non è una domanda che mi sono mai posto, a dire il vero. Ma usare la Madonna o il rosario in politica, giusto o sbagliato? Se uno è credente non è sbagliato, se uno è credente dovrebbe essere una cosa giusta. La CDC faceva così proprio. Ed è proprio rimangando il passato democristiano che alcuni si schierano con Salvini. Secondo me sì, perché è una dimostrazione anche di credo, di affetto verso. Dopo l'anima, lo sappiamo benissimo, ci sono delle persone che sono delegate a esprimere qualcosa che non rappresentano quello che esprimono. Senta però, lei da diciamo ex democristiano, in fondo la DC, la DC un tempo usava i simboli religiosi. Ma è una cosa comune, noi ci credevamo e per noi la Chiesa è sempre stata un riferimento. Ultimamente qualche dubbio però c'è.